Se non c'è nessun altro, prego. Questa zia che diceva prima, no? Non yoga certo usate lattine, compagno, non compagno. Il professor Casulla a me non mi interessa di essere del destra, del manca, non mi interessa la necessità. Ma di non essere significa che certo aggettivo. Magari che già mesa che si scoscia subito, mentre si può scosciare da mesa, sai che scegli bene il custiano, riuscire a online, riuscire a zucchini. Noi siamo in un mezzo. Tanto poi si camerà. Oh, Gesù Cristo mio, non è possibile. Offende la cosa, così molto usata. Non c'entra né macchia né peggio. Casulla a me non mi interessa nulla, a me mi interessa solo. Grazie. Compagni nel senso che ne va lì, adesso compagni per amici. Grazie. Oh Gesù. Grazie, il progetto è quello che abbiamo presentato ed è aperto, quindi facciamo sui temi. No, vabbè, ma possiamo spedire alle persone di parlare. Grazie. Posso perdonate, me l'ho dimenticato prima, non so che sembra una domanda più terra però dei partiti, ci sono molti partiti ovviamente che si impegnano perché il tema sardo, il tema... tanto è una domanda per loro, se mi sentono allora dicevo, molti partiti, sì, anche che non fanno parte della galassia indipendentista o comunque si professano tali, ma faccio un esempio, il partito dei sardi per esempio, che ha fatto dell'autodeterminazione della nazione sarda, di una finta agenzia sarda delle entrate, probabilmente un cavallo di battaglia che però è vero anche che un po' perché si siede nei banchi di potere, un po' perché le suggestioni sono quelle giuste e sta riuscendo a coinvolgere. Ecco, vi chiedo quanto pesa sul vostro processo culturale un processo parallelo di indipendentismo e nel caso come lo giudicate e se per caso queste due strade si possono incrociare oppure è proprio un altro modo di utilizzare l'indipendenza. Il capitano. Faccio un appunto perché le persone che magari non frequentano i partiti indipendentisti si chiedono, alla fine la domanda è quale indipendentismo? Cioè perché questo è il perché il vostro indipendentismo è giusto e il loro è sbagliato o viceversa? Questa è fondamentalmente la sostanza delle cose. Abbiamo un nuovo tormento, quale sardo, cittadino del mondo. No, Gianluca, non è un problema di tormentone, è un problema che il partito dei sardi sta andando avanti in una coalizione di centro-sinistra e parla di indipendentismo. Qua si è parlato di indipendentismo, allora io chiedo, qual è il... Allora, non è mai male parlare di indipendentismo, perché secondo me, anche se uno porta avanti una strategia, a mio modo di vedere è sbagliato, anzi al nostro modo di vedere è sbagliato, cioè quella di allearsi con i partiti italiani, che in termini indipendenti si dice collaborazionismo, no? È una strategia secondo noi fallimentare, perché voglio dire, noi abbiamo preso anche più voti del partito dei sardi, ma non abbiamo consiglio. Quindi su questo, ma anche di altri che hanno magari l'1% hanno preso, quindi va bene che si faccia indipendentismo, va bene che si parli di indipendenza, deve parlare sempre di più. Io preferisco una persona che mente dicendo che è indipendentista, così almeno lo devi obbligare. Prima, qualche anno fa, non esisteva una cosa di questo tipo. Uno non si permetteva di spendersi indipendentista sapendo bene le conseguenze, quindi è un segno comunque buono. Dopodiché sull'agenzia sarda delle entrate, su questa rate, vedremo quello che esce, vedremo quello che esce. Al momento su quello che noi avevamo raccolto, le firme, tutto quell'elaborato, per cui dovevamo non solo accertare ma anche riscuotere i tributi, al momento io non lo vedo, poi giudicheremo quando nasce questa agenzia, poi che coinvolga, che faccia nuovi indipendentisti, va bene, poi quegli indipendentisti che hanno raggiunto una coscienza nazionale, magari anche loro cominceranno a ragionare sul fatto se conviene o non conviene andare insieme magari ai partiti italiani, più al centro-sinistra piuttosto al centro-destra. Per me è sempre una cosa positiva che si fa di indipendenti. Allora, in ordine a questo, io voglio far presente che
nella concertazione, quindi in questa concertazione, vi è anche Gentes, che è un'associazione civica, io sono qui come portavoce, Gentes non è indipendentista, cioè nel senso che non ha fatto come primo obiettivo l'indipendenza, però ci si è ritrovati sul progetto e sul programma. Per quanto riguarda quelle forze che dicevo si sono fatte qualcuno abbagliare dalla poltrona, e talvolta questo accade, ma accade per debolezza, e conosciamo bene quali sono queste debolezze. Poi c'è chi invece riesce a rinnovarsi, ci sono dei politici che si rinnovano e non rinnovano la Sardegna, non rinnovano l'economia della Sardegna, rinnovano se stessi, e anche questi, come li intravedo io credo che li intravedete tutti e li intravede anche il popolo, insomma. Meriti qualche commento ulteriore, nel senso che ci sono indipendentisti che sono stati dentro le istituzioni a contatto con formazioni politiche italiane e che hanno fatto politiche indipendentiste, ci sono indipendentisti che dichiarano di essere indipendentisti e che non fanno all'interno delle istituzioni politiche indipendentiste. Stiamo attenti perché la connivenza è lì nel momento del voto e dell'accordo. Poi ricordiamoci sempre che le cose peggiori che ci hanno proposto, stranamente le chiamano in sardo, in lingua sarda, Abbanoa, si scola sarda, forestas, ok? Questo ci deve far riflettere, per cui tutte le cose peggiori che vengono votate e stanno passando all'interno delle istituzioni passano con delle complicità, e allora è doveroso dire, ma anche queste formazioni politiche che si dichiarano in un certo modo, ma all'interno delle istituzioni che cosa fanno? E dico questo perché sono stata dentro le istituzioni e molti di noi sono stati candidati, tutti, c'è chi ce l'ha fatta, c'è chi non ce l'ha fatta, però riflettiamo su queste cose. Grazie. Grazie, direi di raccogliere le ultime due domande. Aggiungo una cosa. Prego. Allora, io penso che sul concetto che ha dato Gianluca siete proprio su giusto, cioè fino che sul collaborazionismo, cioè sul pensare che esista una soluzione collaborazionista, è stato bozzato da essi storia, cioè non è che l'abbiamo bozzato noi, che gli dobbiamo dare una bozzatura politica, è stato bozzato da essi storia. Cioè Manicheda o Francisco Zeda o Gavino Zala non sono mezzo del Mario Melis, anzi io penso assolutamente no. Eppure Mario Melis, che in tutta la potenza che ha capito, che veramente in questo momento quasi un capo di Stato, che poteva permettere le dare appiamente chi chiese il Lumumba, ha dato chi era fatto, e ha capito tante occasioni di comportare proprio quasi come te che si scorda, come te che sono palestinesi, e te ne è successo. E seppure è stato pionieri di questa gabbia autonomista, il che renare che noi si pote praticare l'indipendentismo a parola e poi vivere questo autonomismo. No, assolutamente non va a nulla, ma insomma, durante la scorsa giunta che veste in un bebata pur indipendentista che abbiamo visto la regione esclusa dalla parte civile il suo processo di guerra, ma che non mai poté succedere una cosa del genere in cale terra, poté succedere che noi non siamo il mere di questo ambiente nostro toscato da tutto canto e non possiamo difendere l'assurdo este che è stato este attore del reato e parte lesa, ma che non mai è possibile. E questo è successo durante un governo co-indipendentista. Poi l'Agenzia delle Entrate andiamo a dare che la dichiarazione del suo assessore competente ha nato con le abilità. L'Agenzia delle Entrate ha nato, non esigerà le tasse dei saldi, ma vigilerà semplicemente nella gestione delle entrate fiscali.
Quindi, questo l'ha nato l'assessore, non si l'ha parlato ieri, l'ha nato l'assessore, l'ha scritto in un articolo al giornale in intervista, diretta. Grazie, se potete raccogliere le ultime 2 domande e poi chiudiamo. Anche lei. Facciamo ok. Allora l'ultima domanda e poi chiudiamo. Anche qua, scusami. Un'altra poi in realtà volevo fare anche io 2 considerazioni brevi. Sono venuto anch'io per curiosità. Ho sempre sperato e auspicato che ci fosse un avvicinamento tra le diverse forze che vogliono mettere la Sardegna al primo posto, e quindi non posso che vedere con molto piacere questo tentativo. Nel contempo ho apprezzato molto l'intervento, al di là di tante cose che sono state dette, però mi è piaciuto l'intervento di Francesco Casula, perché se fosse condiviso anche da questo tavolo sarebbero già 3 punti di partenza estremamente importanti. Io nella vita mi occupo di economia e spesso non si vede il collegamento che c'è tra l'identità e lo sviluppo economico, e invece penso che il concetto di identità si possa declinare su tanti aspetti, anche dal punto di vista economico, e da questo punto di vista l'uso del sardo non come folclorizzazione o come specchietto per allodole, come in qualche modo si fa con certi provvedimenti normativi, debba essere una pratica quotidiana, per cui il richiamo alla toponomastica è certamente un elemento di vantaggio competitivo proprio dal punto di vista, per esempio, dell'attrattività turistica. Noi è vero che dobbiamo conoscere l'inglese e le altre lingue per comunicare col mondo, ma se dobbiamo, tra virgolette, vendere nel senso più nobile del termine la nostra destinazione nel mondo, la maggiore capacità attrattiva noi la possiamo utilizzare recuperando tutta la toponomastica che in qualche modo ci ha caratterizzato. E questa non è un'opera di revisione, è un'opera di riappropriazione di qualcosa che troviamo nelle radici. Talvolta le innovazioni, oggi si parla tanto di innovazioni, ma le vere innovazioni spesso consistono nel riuscire a recuperare valori identitari. Faccio un esempio banalissimo, ma un panificio di Gornos Fanadica, nel raccontare la sua esperienza di innovazione, ha detto: io ho trovato la mia più grande innovazione nell'aver recuperato il lievito madre di mia bisnonna. Allora, se cominciamo a tradurre anche operativamente questi concetti, che altrimenti rischiano di essere solo degli slogan, difficilmente si riesce a catturare l'attenzione della gente. Voglio dire questo: bisogna fare un ragionamento che non sia di tipo ideologico, perché chi si occupa di politica ha già le sue idee e difficilmente le modifica. Ci sono tutti gli altri, ed è la stragrande maggioranza delle persone, che sono fuori e non hanno questo interesse, mentre hanno interesse a riempire la pancia, a trovare soddisfazione alle proprie necessità quotidiane, di aspirazione personale, culturale e via discorrendo. Questo lo dico perché se questa mesa si deve aprire, cioè il coinvolgimento non si fa semplicemente invitando le persone a venire, si fa anche riuscendo a proporre qualcosa che sia nell'interesse delle persone alle quali noi ci vogliamo rivolgere. Questo è un aspetto che io, molto modestamente, dal mio piccolo osservatorio, penso che sia, insomma, qualcosa da prendere in considerazione. Grazie. Perché è una necessità vitale riuscire a capirci fino in fondo. Beppe parlava adesso degli interessi diretti delle persone che vivono in Sardegna, che parlano lingua sarda o non la parlano più perché l'hanno persa. L'interesse diretto fondamentale in questo momento è il lavoro, perché permette di vivere, e quello che noi auspichiamo è un lavoro che sia dignitoso, perché ci permette di vivere in maniera dignitosa e non come servi, e non come schiavi, e non come sfruttati. Parlo come facente parte della segreteria nazionale della Confederazione Sindacale Sarda, e
facente parte del Comitato Traballo Dignità e Vita. Lavoro, dignità e vita. Questi sono i nostri fondamentali obiettivi in una battaglia e in un grande lavoro che stiamo portando avanti da diversi mesi con diverse altre organizzazioni e movimenti. E la prima risposta, oltre a tutte le necessità che sono state esposte a sé, è quella di ricreare lavoro in Sardegna. Noi dobbiamo mettere in atto da subito una nuova economia. Chi ci governa è agganciato fortemente all'economia lineare, la cosiddetta economia lineare, è l'economia che sfrutta le risorse naturali e umane. La Sardegna è un esempio nel mondo di come si riesce a portare avanti un'economia lineare fino all'esaurimento e alla scomparsa delle persone. I nostri figli emigrano, io ne ho uno, ma ho anche una figlia che si sta preparando le valigie perché non c'è più lavoro qui, ho 2 nipoti e per quei nipoti combatto. Rimango qui a combattere, faccio il partigiano in Sardegna, faccio il lavoratore che combatte giorno per giorno dentro un'azienda dove lo sfruttano e dove lo minacciano e dove lo vogliono licenziare, e mi licenzieranno, bene, continuerò a combattere, non mollo. Ecco, questa è la realtà che è talmente diffusa in Sardegna che ci deve rendere più forti di tutti gli altri che fanno politica in questa terra, perché abbiamo i valori, abbiamo la saggezza e abbiamo una dignità da difendere. Di sardi nel mondo, sono d'accordo, noi facciamo parte del mondo, non siamo un isolotto sperduto, noi ne facciamo pienamente parte perché il mondo qui prende tanto, prende e specula su noi, un popolo che non è convinto ad essere popolo. Allora noi dobbiamo ricreare occasioni di lavoro. Quindi vi chiedo un primo incontro come Comitato per il Lavoro, la Dignità e la Vita. La domanda è questa, lavoriamo insieme e noi siamo pronti. E qui ci sono gli I tempi sono maturi, l'abbiamo capito oggi perché siamo venuti ad una conferenza stampa, abbiamo trovato l'aria densa, in ebollizione di idee, di proposte, di chi giustamente oggi è venuto qua a mettere sul piatto le lotte di una vita e lo sguardo verso il futuro. Quindi questo penso che sia significativo, nel senso che oggi è stata una conferenza stampa importante, ma è stato anche qualcosa di più, è stato già un assaggio di quello che sarà. E a questo proposito chiudo con un appuntamento verso il futuro, nel senso che verrà messo a breve online una piattaforma di contatto, c'è già la mail, ma verrà messa una piattaforma online che sarà un punto di incontro e di riferimento importante. Entro breve, un mese e mezzo, non di più, porteremo avanti un incontro importante che è attualmente allo studio di partecipazione. Chiameremo tutti voi, anche chi oggi non è venuto ma volevo venire, molti ci hanno mandato anche messaggi, anche molti immigrati ci hanno mandato messaggi, siamo con voi, col cuore siamo là. Quando organizzerete qualcosa di strutturato prenderemo quei pochi aerei che sono rimasti e torneremo per battagliare con voi. Quindi probabilmente adesso dovremo dare un po' di anticipo perché ci sono anche gli immigrati che vogliono camminare con noi, vogliono percorrere questo percorso con noi. Vi invitiamo a lasciare le mail, ci stiamo rialzando, quindi andiamo avanti. Oggi è stata una bella giornata, facciamola diventare un progetto per la nostra vita, per la nostra terra.